Net. Va ora in onda Potere al Popolo. Potere al Popolo, Semivarin 11.05, un cordiale buongiorno, Radio Libertà in nazionale sul canale 252, sulla Radio DAB, sulle app, sul sito radiolibertà.net. Il nostro quotidiano appuntamento con il territorio parte però dal Parlamento italiano. Qui Parlamento. Con il buongiorno alla deputata della Lega e vicepresidente della Commissione Lavoro Tiziana Nisini. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie Sammy, a io te. vi devo chiedere scusa se l'audio non è dei migliori, ma stiamo votando e sono in aula, però ci tenevo comunque a collegarmi con voi. Ah, grandissima e gentilissima, certo, almeno ci fai vedere e sentire che cosa succede nell'aula e poi magari ce lo dici anche se però partiamo dai fringe benefit, signori, un termine che conoscono solo quelli che li ricevono, sono i compensi in natura concessi sotto forma di beni o servizi dal datore di lavoro ai dipendenti, compresi i famosi buoni pasto. Che cosa è successo? Che cosa sta succedendo su questo fronte? Tiziana Nisini. Sì, guarda, proprio ieri ho fatto in question time in aula, ho interrogato il ministro al lavoro e delle politiche sociali Calderone proprio su quello che sarà il futuro dei fringe benefit, nel senso, questo governo già nella prima legge di bilancio varata a fine 2022, a 2 mesi di fatto dall'insediamento, ha introdotto nuove strategie proprio per ampliare e migliorare i fringe benefit, che sono dei servizi accessori, dei benefit indiretti, quindi non comportano un compenso diretto economico, ma come hai detto te, mi vengono erogati sotto forma di beni e di servizi. Nel corso degli anni, a partire da questa legislatura, sono migliorati, c'è stata una percezione positiva da parte dei lavoratori e in tutte le leggi di bilancio che si sono succedute in questi ultimi 3 anni c'è sempre stato un miglioramento, una valorizzazione proprio per andare incontro ai lavoratori in termini di benessere. E se il lavoratore ha benessere e sta meglio in azienda, anche l'azienda ha benefit, ci sono dei benefici anche economici di produzione, di produttività dell'azienda. Questo perché si è creato anche competizione tra le aziende da parte dei lavoratori nella ricerca del lavoro, perché mentre prima si guardava solamente il compenso economico, si guardava solamente la durata del contratto del lavoro, se tempo determinato o tempo indeterminato, ora una richiesta che fanno i lavoratori è anche di capire qual è la portata dei fringe benefit e quindi del welfare aziendale, che ricomprende anche i fringe benefit, per poter effettuare una scelta. Quest'anno c'è una novità importante all'interno dei fringe benefit che sono stati confermati non solamente per l'anno, ma sono stati confermati per il periodo di imposta 2025-2027, dando un orizzonte molto più ampio anche alle aziende, creando stabilità e dando delle certezze in più anche ai lavoratori. E quindi per 3 anni non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente, aumentando di fatto lo stipendio reale dei lavoratori, perché questi fringe benefit vengono corrisposti anche sotto forma di bonus da utilizzare per le utenze domestiche come il servizio idrico, l'energia elettrica, il gas naturale, i buoni pasto, come te hai detto, anche se i buoni pasto di fatto è lo storico dei fringe benefit, perché sono anni che vengono erogati dalle aziende. È previsto anche il pagamento delle spese d'affitto degli interessi su mutuo ipotecario di prima casa, quindi un aiuto importante alle famiglie e ai lavoratori. E la novità, come dicevo prima, è che c'è un bonus fino a 5.000 euro per 2 anni per i neoassunti a tempo indeterminato che dovranno spostare la residenza per il posto di lavoro oltre i 100 chilometri. Un beneficio fino a 5.000 euro per 2 anni, che è una svolta importante per i fringe benefit, una misura in più che si va a sommare a tutte quelle misure che sono state aggiornate negli anni. Ricordiamoci che nel passato il beneficio dei fringe benefit era intorno ai 258 euro, è stato poi
3 anni fa a 600 euro e via via è andato ad aumentare, tant'è che la misura confermata per il periodo d'imposta 2025-2027 prevede un benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti. E quindi questo è un aiuto importante e sottolinea il fatto di quanto il welfare aziendale sia importante, welfare aziendale che viene stabilito e deciso dalla contrattazione collettiva nazionale. Questi sono tutti benefici che con il salario minimo per legge andrebbero di fatto a sparire. Creerebbero meno competizione tra le aziende, creerebbero un distacco, un'apatia nella scelta del lavoratore e diminuirebbe di fatto il benessere dei lavoratori che trovano benessere e soddisfazione delle esigenze molto spesso con i fringe benefit. Quindi, signori, arrivano buone notizie in questa valle di lacrime, ogni tanto qualche positività. Grazie. No, diciamo che all'interno di tutte le misure messe in campo da questo governo, con una legge di bilancio che comunque deve subire le condizioni economiche, ma tante sono state le misure inserite, è che torna comodo, soprattutto da parte delle opposizioni, trovare le negatività. Non è una legge di bilancio perfetta, non è mai esistita una legge di bilancio perfetta, la coperta è corta, lo sappiamo tutti benissimo, però si sta cercando di mettere in campo delle misure concrete che vadano a beneficio soprattutto dei redditi bassi, che la sinistra ci accusa sempre di abbandonare. Non è così, noi abbiamo tolto l'assistenzialismo, stiamo puntando sulla formazione dei lavoratori anche con questo, il tema dell'intelligenza artificiale che vogliamo domare, vogliamo gestire e quindi in campo ci sono le competenze perché noi vogliamo aiutare le aziende a creare occupazione, a creare lavoro, non vogliamo assistenzialismo perché dobbiamo anche sostenere il sistema INPS, il sistema delle pensioni, che viene alimentato se la gente lavora verso i contributi. Il reddito di cittadinanza non generava contributi alle casse dell'INPS e creava criticità non solamente perché creava disoccupazione e manteneva la disoccupazione. Con questo governo noi abbiamo, con le misure messe in campo già dalla prima legge di bilancio, l'occupazione è aumentata, la disoccupazione è diminuita, ma soprattutto rispetto all'attacco che i Partiti Democratici e 5 Stelle sempre ci fanno di appoggiare il precariato, sono aumentati in maniera importante i contratti a tempo indeterminato. E quindi queste sono le fake messe in campo dalla sinistra che noi siamo abituati a ribattere verbalmente, ma anche con dati alla mano che non facciamo noi, ma sono dati Istat, quindi super certificati. E quindi noi andiamo avanti consapevoli che si può sempre fare di più, consapevoli che avremmo voluto fare di più, ma ci siamo dovuti comunque gestire con le risorse che avevamo a disposizione. Chiaro. E noi ringraziamo la vicepresidente della Commissione Lavoro, deputata della Lega, Tiziana Nesini. Grazie Tiziana, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata, a presto. Qui Parlamento.
Beh, signori, ogni cover è sempre discutibile. È chiaro che questo è Mario Biondi e qui facciamo gli strappi alle regole quando mandiamo in onda anche questi grandi, grandissimi italiani, però. Tu come stai di Mario Biondi, versione 1998, la parte strumentale, ma ricantata, aggiornata, con nuovi suoni. Altri 4 pezzi italiani sono usciti negli scorsi mesi da parte di Mario Biondi. Chiaramente lo teniamo d'occhio, d'orecchio, perché fa parte della nostra cultura. E poi, signori, che voce! Bando alle ciance, bando alla musica, semmai. È tempo di Focus Marche. Va ora in onda Focus Marche. Ed è sempre alta la qualità di ciò che trasmettiamo, dalla bella musica alla buona politica. Con Regione Marche siamo collegati con l'assessore ai beni culturali e allo sport, tra l'altro Chiara Biondi. Ciao! Bentrovati, ciao, ciao. Grazie per essere con noi. Sì, parliamo di buona politica, di buone idee per portare avanti la buona politica, spesso e volentieri, e sono esempi poi che fanno scuola anche in altre zone d'Italia. E allora vediamo che cosa si muove nella regione Marche dal punto di vista, ad esempio, dello sport. Leggo di un interessante programma della regione per riqualificare gli impianti sportivi. Partiamo da questo, Chiara. Bene, sì, partiamo innanzitutto dallo sport che per la nostra regione è molto, molto importante. Tra l'altro proprio alle recenti Olimpiadi abbiamo avuto degli atleti che si sono qualificati e sono arrivati in podi molto alti, quindi per noi come Regione Marche lo sport è assolutamente anche un vanto ed un orgoglio. E proprio per questo motivo, soprattutto per trasmettere anche quelli che sono i valori dello sport, che ricordiamo, l'inclusione, la solidarietà, il gioco di squadra, il fatto che comunque lo sport sia veramente una palestra di vita, abbiamo deciso di investire delle importanti risorse proprio a sostegno del programma regionale dello sport. È un programma che contiene diverse misure che vanno quindi a sostenere tutto quello che è un po' l'attività sportiva, quindi dai nostri ragazzi più giovani, sicuramente un occhio ovviamente anche sulla disabilità. E quest'anno, con delle risorse che abbiamo appunto reperito, siamo andati a sostenere in maniera particolare la riqualificazione di tutte quelle che sono le attrezzature che noi abbiamo all'interno degli impianti sportivi della Regione Marche. Perché noi abbiamo diversi impianti, ma c'era sicuramente bisogno di nuova linfa e quindi soprattutto di rendere più accessibili alcuni luoghi. E quindi lo abbiamo fatto mettendo oltre 1 milione di euro a favore proprio di queste attrezzature sportive, che penso ad esempio a delle reti di pallavolo piuttosto che delle pedane, insomma tutte quelle che sono le necessità che a volte anche le società sportive si trovano ovviamente a dover affrontare per rendere più fruibili i luoghi appunto in cui si pratica attività motoria, un'attività motoria che io ricordo deve essere praticata il più possibile partendo anche proprio dalle nostre giovani generazioni, quindi proprio dai ragazzi più piccoli, avvicinandoli alla pratica sportiva, all'attività motoria, perché l'attività motoria determina sicuramente una migliore qualità della vita e soprattutto per i giovani li aiuta a crescere. E quindi in questo senso abbiamo voluto proprio investire delle risorse per riqualificare gli impianti. In precedenza avevamo fatto un bando molto importante con il quale avevamo sostenuto proprio gli impianti sportivi, quindi diciamo una riqualificazione di alcuni impianti sportivi. Oltre ben 64 comuni hanno ricevuto questo importante finanziamento e quest'anno abbiamo voluto riempire un po' anche di contenuti questi luoghi appunto con una nuova iniezione di risorse e andando quindi a sostenere appunto le attrezzature sportive. Capito, gente? Questi sono esempi importantissimi da seguire anche in altre zone d'Italia. Riqualificazione degli impianti sportivi, ma anche voucher per l'accessibilità allo sport, un bando con risultati record. Insomma, un regalo bellissimo alle famiglie che hanno figli,
nipoti e che giustamente queste famiglie devono cominciare ad educare seriamente i propri bambini, i propri figli, e penso che non ci sia niente di meglio dello sport per imparare a rispettare anche determinate regole, e poi molte derivano per forza dalla famiglia, e abbiamo capito che troppo spesso noi genitori abbiamo troppe cose a cui pensare ed è meglio che ci diamo una regolata anche noi. Dicevamo quindi grandissima attenzione per lo sport nella regione Marche. Sì, sicuramente anche l'altra misura a cui tu facevi riferimento, questi voucher, abbiamo riconosciuto 400 € per ogni bambino o bambina che appunto frequenta corsi di attività sportiva, attività motoria. Anche questa è stata una misura molto importante che ha riscosso un grande successo. Abbiamo investito oltre 600.000 € in questo caso specifico, proprio perché ci siamo resi conto che le famiglie avevano la necessità di essere sostenute se stesse nell'andare ad affrontare tutte quelle che sono appunto le spese per far sì che i loro ragazzi possano appunto praticare l'attività sportiva. E quindi, recependo in realtà questa specifica esigenza, abbiamo quindi messo delle risorse e avviato un bando voucher, quindi anche molto semplice per quello che riguarda proprio la partecipazione stessa, quindi con una procedura anche molto semplificata, perché anche questo è un altro aspetto importante. Quando mettiamo a disposizione delle risorse dobbiamo anche far sì che queste risorse siano anche facilmente, come dire, intercettabili, e quindi con una piattaforma, appunto, ripeto, veramente molto snella, è stato possibile quindi per le famiglie poter partecipare a questo bando. Ovviamente un grande lavoro di concertazione in questo caso, che io ho voluto fare fortemente con il Comitato regionale dello sport, che mi assiste diciamo in tutte quelle che sono appunto le attività che mettiamo in atto come Regione Marche nel settore sportivo. Un comitato regionale che io non smetterò mai di ringraziare, che è ovviamente composto dal CONI, dal CIP, dall'ANCI, da tante veramente realtà che quindi mi aiutano proprio per andare anche a capire quelle che sono le esigenze che arrivano dai diversi settori, e quindi in questo caso da quello dello sport, per poterli poi tradurre appunto in azioni amministrative concrete, efficaci, che possono avere anche quindi delle risposte immediate nei confronti della collettività. E quindi questo bando voucher lo abbiamo ovviamente condiviso insieme, e devo dire che effettivamente la risposta è stata una risposta molto importante, dove anche in questo caso abbiamo proprio voluto destinare un'attenzione particolare anche appunto a coloro che hanno bambini con delle disabilità, perché sappiamo quanto sia importante lo sport, soprattutto anche per queste fasce della popolazione, soprattutto perché lo sport è per tutti, lo sport è inclusione, ed è questo quello che la Regione Marche vuole perseguire. Vero, 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 e hai fatto bene, Chiara Biondi, anche a rimarcare la squadra che si deve fare in questi casi. Tu sei assessore ai beni culturali, allo sport, ma il segreto per lavorare bene è proprio quello di riuscire a condividere questo lavoro di squadra, una squadra che funziona, una squadra che porta dei benefici ai cittadini, e questo poi è il motivo per cui deve esistere ancora una buona politica. La politica serve a questo, a migliorare la vita dei cittadini, anche sotto il punto di vista della cultura, dal piano della cultura alle iniziative per gli istituti marchigiani. Abbiamo 5 minuti, che cosa si muove? Anche qui abbiamo diverse cose, perché dopo aver approvato il primo stralcio del piano annuale della cultura, ho portato proprio recentemente in giunta il secondo stralcio, dove abbiamo intercettato ulteriori risorse che quindi andranno in realtà a sostenere tutta una serie di graduatorie che noi abbiamo ovviamente fatto. La Regione Marche innanzitutto si è contraddistinta proprio lo scorso anno con una misura assolutamente innovativa, che è stato il bando unico della cultura, quindi diverse misure tutte insieme in un unico momento, destinate ovviamente a sostenere quelli che sono i destinatari appunto di queste nostre misure.
e anche quest'anno quindi siamo andati verso questa direzione, dato il successo della scorsa stagione. Oggi con delle risorse che sono riuscita appunto a reperire, diamo la possibilità di scorrere appunto determinate graduatorie. Quindi andiamo ad esempio a sostenere il bando degli eventi espositivi, piuttosto che il bando premi, rassegne e festival, un'attenzione ovviamente anche all'aspetto cinematografico, quindi con una linfa vitale anche in quel settore, e ovviamente anche alcune leggi specifiche che noi abbiamo. Noi crediamo fortemente nella cultura. La cultura, siamo consapevoli che sia un motore di sviluppo dei nostri territori, perché io ricordo sempre che dietro ad un palcoscenico, quindi dietro ad un sipario che in realtà si apre, c'è veramente un mondo, ci sono tantissime imprese di artigiani che lavorano, e quindi noi è proprio quelle che vogliamo andare a sostenere. E la cultura sicuramente in questo senso ci dà questa possibilità. Noi cerchiamo veramente di sostenerla in ogni maniera, e il bando appunto a cui tu facevi riferimento è un'ulteriore risorsa, e quindi che vogliamo proprio destinare soprattutto in questo caso ai comuni, a tutte quelle realtà che oggi si trovano magari ad avere anche delle difficoltà nel reperire delle risorse, che però hanno un patrimonio culturale importante, quindi biblioteche, archivi, teatri, monumenti storici e quant'altro. Noi li vogliamo appunto riqualificare, volendo dare ai comuni questa grande opportunità, e quindi proprio nei prossimi giorni ci confronteremo anche in questo caso, perché come ripeto, questa giunta regionale, questa amministrazione regionale lavora sempre in concertazione, e quindi ci incontreremo proprio con i nostri comuni, quindi con i nostri interlocutori, per capire effettivamente quelle che sono le esigenze concrete per quello che riguarda appunto il loro patrimonio culturale, in quanto la Regione Marche, come sai, è una regione ricchissima anche sotto questo punto di vista, sono tantissimi i luoghi della cultura, è una regione non a caso declinata appunto al plurale, che offre tantissimo sotto questo punto di vista, e quindi noi vogliamo andare a sostenere queste realtà, a riqualificare la nostra regione, a renderla ancora più attraente e ancora più bella, soprattutto nell'ottica anche di una valorizzazione dei borghi, che è un altro asset strategico proprio della nostra regione, per far sì che sia, come dicevo, più attrattiva, e che quindi la cultura in questo caso possa anche essere da volano per il turismo. Quindi 2 asset strategici sui quali appunto stiamo lavorando. Assolutamente sì, e torneremo sull'argomento perché si avvicinano le feste del Natale e magari ti chiederemo qualche consiglio su dove passare, magari qualche weekendino sotto le feste, e nelle Marche, ragazzi, ce n'è. Grazie davvero all'assessore Chiara Biondi, buon lavoro e ci risentiamo con Regione Marche. A presto, grazie, buon lavoro a voi. Buon lavoro e buon ascolto a voi, cari ascoltatori. Me ne sto per andare, certo, ma tra poco si passa dalle Marche alla Regione Liguria. Solo un minuto per ricordarvi che domani, venerdì 22 novembre, a Brescia, Sala del Camino, si parla di autonomia differenziata, sfide, opportunità, incertezze, con la nostra Simona Bordonali, ma ci sarà anche Emilio Del Bono e altri, insomma non soltanto centrodestra. Un appuntamentino interessante. Domenica 24 novembre invece, se vi piace, a me sì, la cassola e la polenta. Domenica 24 novembre ore 12:30, centro polifunzionale via Gallina a Bareggio, siamo proprio sotto Milano. Bella idea mangiare con la Lega. Sammy Varin se ne va, grazie a Lorenzo in regia, grazie a tutti voi, ci risentiamo molto presto. Avete ascoltato
potere al popolo.